per i tipi di Garzanti nell'autunno del 2023. Si tratta di un'intima riflessione sull'arte della danza, di una narrazione autobiografica non scandita tuttavia in modo cronologico, ma articolata con raffinato garbo a partire dal complesso, minuzioso, sofisticato e in ultima analisi gioioso processo di immedesimazione dell'artista nei ruoli che fa rivivere a teatro. Da Odette Odile a Tatiana, da Kitri a Giselle, da Clara ad Aurora, da Manon a Giulietta, le straordinarie protagoniste del repertorio ballettistico. Si tratta di una riflessione intima, dicevo, che traccia i sacrifici quotidiani e le grandi conquiste, mettendo in risalto l'abnegazione, il rigore e l'umiltà richiesti dall'arte della danza, ma anche e soprattutto l'amore e la gioia che accompagnano la dedizione assoluta, mente e corpo, a tale disciplina. La danza è un atto d'amore, afferma nel suo libro Nicoletta Manni. E l'amore è l'emozione che in ultima analisi traspare con maggiore prepotenza dalle pagine del libro intitolato non a caso La gioia di danzare. E prima di passare la parola al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, Gianluca Borghese, permettetemi di leggere un breve brano tratto dal libro di Nicoletta Manni. A fine giornata ero meno tesa, meno ossessivamente attenta a evitare l'errore, più rilassata e morbida nei movimenti, più naturale. Eppure non è forse questa la dimostrazione che il ballo, quel miracolo che trasforma un gesto in arte, un braccio in ala di cigno, la finzione dello spettacolo in vita vera, deve la propria armonia a un corpo stremato che suda, si sforza, che fa fatica, un corpo che nel momento stesso in cui fa fatica nega quella fatica sublimandola, schermandola agli occhi dello spettatore. E fermandomi su queste parole che rendono plasticamente la grazia insita nell'arte della danza, vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Gianluca Borghese. Grazie. Ok, buongiorno a tutti, grazie, un grande ringraziamento prima di tutto al Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Filosofia di Zagabria e alla sua direttrice che ha voluto assolutamente con grande slancio organizzare questo incontro con Nicoletta Manni. E quindi veramente siamo veramente felici di essere ospiti del Dipartimento di Italianistica e, felici appunto anche della notare appunto l'interesse che questa iniziativa ha suscitato nel pubblico universitario e non universitario. Nel nostro pubblico, tra l'altro, sono felici di poter contare e salutare anche il direttore del balletto Massimiliano Volpini del Teatro Nazionale Croato di Zagabria e anche alla mia sinistra il nostro lettore professor Luigi Piemontese, lettore ministeriale Maeci presso il Dipartimento di Italianistica di Zagabria, appunto. L'occasione è molto particolare perché in effetti noi presentiamo qui adesso, abbiamo questa opportunità, un'opportunità di incontrare Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano, però nella versione appunto di autrice di un libro come La gioia di danzare, edito dalla Garzanti, come è stato detto, e quindi in una versione leggermente inusuale rispetto a quella per la quale normalmente Nicoletta Manni incontra il pubblico fondamentalmente. E il libro è un libro, come è già stato detto, molto coinvolgente, molto interessante, coinvolgente, estremamente ben scritto
E io penso che dopo avremo occasione di fare delle domande parte mia, da parte del pubblico, senz'altro, e tuttavia forse vorrei cominciare questo nostro incontro chiedendo a Nicoletta Manni forse di leggere un brano a sua scelta, un breve brano del libro, un passaggio, diciamo, che potrebbe anche essere l'occasione per riflettere su quel particolare, sulla scelta che farà la stessa Nicoletta Manni nel leggere parte del testo. Grazie. Grazie. Tanto buongiorno a tutti. Ok. Sono molto onorata e felice di essere qui oggi e prima di tutto ringrazio chi ha reso possibile questo evento e soprattutto ringrazio Massimiliano Volpini, direttore del Corpo di Ballo del Teatro di Zagabria, perché se siamo qui oggi è grazie al suo invito. Ieri sera abbiamo danzato il Lago dei Cigni in questo meraviglioso teatro e abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile e per noi questa è un'esperienza bellissima perché ricevere l'amore, il calore, la passione da altri ballerini ci dà anche tanta carica e è motivo ehm, di orgoglio anche poter portare un po' di danza italiana su questo palcoscenico. La scelta di scrivere un libro è stata una scelta difficile, molto pensata perché all'inizio non ero molto convinta di questa cosa e finché non ho trovato la chiave giusta, il motivo per cui scriverlo, ho dovuto riflettere molto e il fatto di aver trovato questa modalità di parlare di danza attraverso gli occhi delle protagoniste dei balletti che ho interpretato è stato la motivazione che mi ha fatto andare avanti in questo percorso e sono molto felice di come il libro sia venuto fuori e questo lo sento anche nelle parole delle persone che lo stanno leggendo, che si sentono anche coinvolte in questo percorso bellissimo che è la formazione di un ballerino e come cosa c'è dietro la preparazione di un ruolo, cosa c'è nel lavoro quotidiano. Questo è quello che volevo che venisse fuori. Poi le emozioni, le difficoltà, le paure, tutte le sensazioni che ci sono, che ho ogni giorno e che tutti noi proviamo. La nostra vita è fatta viviamo per amore, per emozionarci, per provare sensazioni diverse, è questo che ci rende vivi e quindi è la cosa più importante che volevo che venisse fuori in questo libro. Chiaramente c'è tanto di me perché sono io che parlo, però ho voluto vedere la danza attraverso gli occhi di queste protagoniste che tanto mi hanno insegnato e tanto mi hanno fatto scoprire di me stessa. E ogni volta anche che riprendo lo stesso personaggio è sicuramente diverso, cambiato, come io cresco nel mio percorso, come la mia vita si evolve, anche i personaggi cambiano e questo è lo stimolo più grande nel nostro lavoro, avere la possibilità di vivere delle vite diverse e di viverle ogni volta in maniera diversa. È uno stimolo enorme, un'emozione e anche una ricerca molto profonda e molto interiore. Uno pensa, se pensa a un ballerino, sicuramente pensa a un corpo affaticato che lavora, che plasmato anche dalla danza, questo sì, ma c'è anche tanto lavoro psicologico perché nessuno ce lo insegna, a scuola nessuno ci dà lezioni di teatro perché la danza è anche teatro, è arte proprio perché si racconta una storia, si è un personaggio e lo si esprime non tramite la parola ma tramite il corpo, tramite un gesto, tramite un movimento e ci sono infinite modalità per esprimere un'emozione anche con lo stesso passo. Quindi questa è veramente, questa ricerca infinita è la cosa forse più stimolante per me. Quindi sono queste le cose che vorrei che il lettore provasse leggendo questo libro. Mi è difficile scegliere un passaggio
all'interno di questo percorso, perché è stato già difficile racchiuderlo tutto in un libro. Chiaramente la scelta anche delle eroine dei balletti, ce ne sono tante altre che non sono state citate, però queste sono quelle che racchiudevano forse le emozioni più forti, gli incontri importanti che che ho avuto la fortuna di fare. È difficile, è difficile. Forse mi viene voglia di andare verso la fine, però per chi non l'ha letto non so se è una buona una buona idea. Ehm, Sicuramente appunto già dal titolo la gioia di danzare è esattamente quello che per me è la danza, perché, è inutile dirlo, la danza è la mia vita, ma è la gioia che mi dà nella mia vita, e la danza mi ha dato, il lavoro, mi ha dato la passione, mi ha dato l'amore, mi ha dato tutto, quindi sono devota anche alla danza per questo. Ehm, Leggo forse l'ultimo passaggio perché per me ha un significato importante, ehm, non proprio tutto, ma a tutte le bambine e alle giovani donne che nella fatica fisica hanno scoperto la potenzialità del loro corpo, nel movimento l'amore per la bellezza, nella danza la gioia e l'orgoglio di essere se stesse, auguro di identificarsi sempre in ciò che fanno, perché ora so con certezza che l'unica cosa che davvero conta quando la mattina mi alzo e mi preparo ad affrontare un nuovo giorno è proprio questa: guardandomi allo specchio io mi riconosco. Soltanto dire che abbiamo la grande fortuna di avere nel pubblico anche un altro primo ballerino, cioè Timofej Andriashenko, che è il marito di Nicoletta Manni e anche collega, e quindi io forse le farei per prima una domanda a Nicoletta e poi passerei la parola ai nostri studenti. Adesso non ricordo esattamente in quale punto del suo testo, però a un certo punto lei dice che attraverso questo processo di immedesimazione con le eroine, essere se stessi, quindi incontrare un'eroina, immedesimarci, che ci assomiglia, è un atto di libertà, ma poter non essere se stesse è una rivoluzione. Quindi mi interessava sentire qualcosa. A me ha colpito molto questa sua frase e quindi volevo se lei È esattamente questo che intendevo prima, perché proprio il fatto di scoprirsi, scoprire dei lati interiori che sicuramente ognuno di noi ha, ma che a volte io non sapevo neanche di avere, o forse anche il timore di tirarli fuori davanti a un pubblico, davanti a qualcuno che ci guarda e deve leggere nel nostro corpo, nei nostri occhi queste caratteristiche, non è facile. Tante volte, soprattutto nei primi anni del mio percorso, mi son trovata un po' in difficoltà perché tanti caratteri, tante personalità non mi assomigliavano, e per me era molto difficile non essere me stessa, ma vivere la vita di qualcun altro che non è assolutamente la mia. È un percorso molto difficile, bisogna, aprirsi, totalmente, perché quello che noi siamo nella vita viene fuori anche sul palcoscenico, quindi il pubblico deve assolutamente leggere la verità in quello che noi raccontiamo. Sul palcoscenico non ci sono maschere, si è nudi davanti al pubblico, quindi, quello che riusciamo a trasmettere è esattamente quello che noi dobbiamo provare, perché la finzione si vede e quindi, non è facile, però è lo stimolo, no, a voler sempre di più. Grazie. Forse c'è qualche domanda dal nostro okay, Luzia, vuole iniziare lei? Sì. Una domanda collegata a quello che ha chiesto la professoressa Gabrielli, che in un capitolo lei descrive, le difficoltà che ha affrontato incarnando il personaggio straordinario, come lei dice, tridimensionale di Tatiana. E dice anche che ha riconosciuto se stessa in questo personaggio, quindi una donna
decisa, che aveva rinunciato alle certe dolcezze della vita per essere cosa voleva essere, una donna forte. Però questo personaggio muta nel corso dei 3 atti, come ha scritto lei, e volevo chiederle, cioè riguardando appunto questo, com'è stato effettuare questi cambiamenti, cioè questa complessità emotiva in solo 2 ore e mezza, cioè interpretare questa parte in un solo spettacolo, questi 3 personaggi diversi, diciamo. Molte volte all'interno di un balletto ci sono o doppie personalità, come per esempio ieri sera nel Lago dei Cigni c'è Odette e Odile che sono 2 personalità distinte, oppure c'è una crescita, un'evoluzione all'interno del balletto. Ehm, Però è un percorso che, inizia e termina con questa evoluzione proprio perché si arriva al culmine tramite percorrendo tutta la storia. È molto più facile per un danzatore, per un artista entrare nel personaggio se si parte dall'inizio, quindi, dall'adolescenza, come in questo caso Tatiana, per arrivare al primo amore, la prima delusione, e poi la crescita, quindi la maturità, la scelta di abbandonare l'amore della vita per accettando il fatto che le cose sono andate diversamente. Tatiana per me è stata una scoperta, proprio la scoperta di questo lato interiore di me stessa che sono riuscita a portare sul palcoscenico, pezzo dopo pezzo, anno dopo anno. E oggi Tatiana per me ha un ruolo ancora più importante che porto ancora di più nel cuore perché a termine dello spettacolo di Onegin c'è stata la mia promozione il ruolo di Étoile, quindi, ehm, inconsapevolmente lo avevo già classificato come, il ruolo che mi ha dato tanto, mi ha dato proprio la possibilità di scoprirmi, e questo è per me è un regalo bellissimo perché, mi ha fatto appunto crescere, mi ha fatto, sentire più a mio agio in questo aspetto della mia carriera, insomma. Katia. Salve, benvenuta. Dunque io, vorrei invece, sentire, qualcosa di più su questo lato letterario, che in realtà è molto particolare perché, non so se, ci rendiamo conto, ma lei è giovanissima e ha già scritto un libro con ovviamente un suo obiettivo. Aveva questo bisogno di scriverlo, questo libro e, ovviamente oltre al talento per la danza, alla quale ha dedicato ovviamente, tutta, la vita precedente, adesso è spuntato fuori un altro talento, perché non è che tutte le ballerine si mettono a scrivere libri a un certo e in particolare non a questa età giovane e all'apice della carriera. Di solito i libri di memoria arrivano più tardi, una volta in pensione, tranquilli, adesso andiamo a scrivere cosa è stata la danza per me. Lei lo fa in un periodo molto particolare e questo secondo me è peculiare, è diverso. Non so se in Italia vadano a scrivere libri le étoile teatrali o altri artisti non letterati di professione. Dunque lei senza dubbio ha un altro talento. Adesso mi interessa, due cose mi interessano. Se questo bisogno di scrivere ce l'aveva, se è una, non so, un amore per la letteratura in generale, una cosa messa da parte in qualche epoca della vita, un amore, oppure se ha voluto vedere questo libro come una forma di manuale per altre danzatrici. Dunque, lo leggiamo noi come non professionisti, oppure sarebbe meglio che lo leggano tutte le varie ballerine future anche o giovani, o come lo vede e come vede la letteratura nella sua vita in questa prospettiva? Ha voglia di scrivere ancora? Di che cosa? Non più in senso autobiografico o che cosa preferisce leggere. Dunque mi serve un po' di chiarimento su questo legame danza, letteratura o senza
anche senza la danza, ma questo amore per la letteratura, questo bisogno di scrivere, questa idea di scrivere e forse eventualmente un piano futuro o È qualcosa una del genere? è una bella domanda. Diciamo che la scelta di scrivere un libro non è nata da me, nel senso che mi hanno proposto di fare questo libro e per me non è stato subito un sì, ho dovuto pensarci bene perché proprio per la mia età, come giustamente ha detto lei, spesso i libri si scrivono una volta in pensione, una volta terminato il percorso, la carriera. Ehm, ma forse diciamo la cosa più bella di questo libro è proprio il fatto che appunto sia uscito quasi anche un po' per caso in questo momento così importante della mia vita, e forse l'emozione e anche, il ricordo di tante cose sono molto vive nella mia memoria e quindi anche in queste pagine sono molto attuali, sono molto, ancora in corso. Non è un solo ricordo quello che ho fatto durante, lo vivo ancora oggi, l'ho vissuto ieri sera, quindi è un libro scritto ma in evoluzione. Mancano tante cose, sicuramente ci saranno da aggiungere, mi auguro, però non mi sento una scrittrice, questo sicuramente no. Ehm Diciamo che quello che sono molto soddisfatta del risultato di questo libro e di come venga fuori il mio percorso e quello che volevo raccontare. Non so se ci sarà un secondo libro anche non sulla danza, questo non lo so. Diciamo che in questo momento godo di tante belle, soddisfazioni, tanti bei successi che sono arrivati in questo momento della vita e questo è uno di questi. Leoni, vero? Sì. Ok. Nel suo libro, quando parla dei primi viaggi a Milano, si sente tanto quanto i suoi genitori l'abbiano sostenuta e motivata, certamente nei riguardi della sua passione per la danza, eccetera. Ed ecco, a me interessa com'è stato il suo adattamento a questa nuova vita a Milano, ma fuori scuola forse. Come ha affrontato la lontananza da Lecce, dai genitori, eccetera. Sì, sicuramente il trasferimento a Milano è stato una delle fasi più difficili, di questo percorso, anche perché ero molto giovane, quindi la danza è un'arte, un mestiere che inizia sin da bambini e tante volte dobbiamo spostarci in altre città per inseguire questo sogno. All'inizio era appunto per me la realizzazione di un sogno, quindi non ho subito sentito la nostalgia, la mancanza di casa. È avvenuto dopo, perché i primi giorni per me sono stati entusiasmanti. Ero in una nuova città, facevo quello che avevo sempre sognato, ero parte di una scuola molto importante, ero in convitto con tutte le mie compagne di corso, di scuola, ci muovevamo in gruppo. Ehm, con il passare del tempo ho iniziato un po' a sentire la nostalgia di casa, perché tante volte anche le mie amiche, le mie compagne, i miei compagni di corso tornavano a casa nel fine settimana semplicemente perché erano molto più vicine a Milano che me, e quindi insieme ai miei genitori, che sono stati il mio sostegno più grande, lo sono tuttora insieme a mio marito adesso, ehm, abbiamo trovato questa, modalità per, venirmi un po' incontro in questo momento difficile, che era quello di tornare a casa, ogni 2 settimane. Però era un viaggio molto difficile perché io avevo 13 anni, non potevo prendere l'aereo da sola perché bisognava essere accompagnati, quindi in treno sono 12 ore. E quindi prendevo il treno notturno il venerdì sera, per arrivare il sabato mattina a casa, stare il fine settimana. Per me anche solo il fatto di, innanzitutto vedere la mia famiglia, sentire l'odore di casa, il profumo dei vestiti della mamma, tante cose mi davano la forza di affrontare, la nuova settimana che arrivava. Però i viaggi insomma erano lunghi, impegnativi, però ne valeva la pena, questo mi dava tanta forza e sostegno. Però insomma anche per i miei genitori non è stato facile, perché
Ricordo che mio papà prendeva la cuccetta solo donne, faceva parlare al telefono con tutte le persone che c'erano dentro. Io adesso, cioè, ci penso, sorrido perché sono stati inconsapevolmente, anche inconsciamente, dei momenti belli, ma impegnativi. Adesso mi metto anche dall'altro lato, da parte dei miei genitori, non facile. Ha interpretato vari ruoli, durante la sua carriera di ballerino. La mia domanda per lei sarebbe, pensa che il ruolo di Giselle o per esempio qualche altro ruolo, abbia influenzato, oltre al suo carattere, anche le sue, interpretazioni di altri ruoli? E se sì, in che modo? Il ruolo di Giselle è una bella scelta, nel senso che è un ruolo che credo che non si finisca mai di studiare, di conoscere, di evolvere, perché veramente ha una parte anche molto teatrale che non ha fine, nel senso che ognuno la può interpretare in maniera diversa, si può vedere lo stesso balletto, la stessa versione con artisti diversi e vedere un altro spettacolo. E questa è una delle cose più belle del ruolo di Giselle. Sicuramente ogni volta che ho reinterpretato Giselle ho aggiunto qualcosa, ho cambiato la mia interpretazione e questo me lo porto dietro sicuramente anche in altri ruoli. Ho avuto la fortuna di incontrare la signora Carla Fracci, che è stata una delle più grandi Giselle della storia e lo è tuttora, con cui abbiamo proprio lavorato su queste piccole sfaccettature, dettagli che poi non sono così, insomma, piccoli, perché in un ruolo così interpretativo, anche solamente uno sguardo, l'intenzione che uno ci mette nei gesti è la cosa più importante. Quindi questa modalità di ricerca anche in questo sicuramente la porto anche in altri ruoli, però proprio nel ruolo di Giselle è una ricerca infinita. Grazie. Scusate, abbiamo 2 domande, se posso leggerle da Sì. ecco, quindi la prima è: la letteratura è un campo artistico e creativo basato sull'intelletto e non sul corpo. Come si è trovata ad affrontare la sfera letteraria? Allora, innanzitutto, c'è stato una persona che mi ha affiancato dalla casa editrice con cui insieme abbiamo creato il libro e quindi ho avuto sicuramente un sostegno importante in questo, quindi diciamo il mio racconto è stato trasformato in parole anche grazie all'aiuto di questa persona. Però sicuramente è un campo artistico, perché anche la riuscita di un libro, secondo me, sta anche nel modo in cui viene esposto e quindi l'utilizzo delle parole è importante, così come è importante un gesto significativo nella danza, quindi sì, è arte. Certo. La seconda domanda: nel suo libro traccia i sacrifici richiesti dalla danza. Cosa comporta questa disciplina? Secondo me non sono solo i sacrifici, nella danza, nel senso che in tutti i campi per riuscire ad avere un risultato, raggiungere un obiettivo, bisogna fare delle rinunce, dei sacrifici. Secondo me la differenza, diciamo nel mondo della danza sta nel fatto che questi sacrifici, queste rinunce avvengono in un'età molto giovane. Bisogna fare delle scelte, quando si è ancora inconsapevoli in realtà di quello che si sta intraprendendo, quindi questa è la difficoltà più grande. Bisogna avere coraggio di inseguire un sogno in un'età difficile, in tutti i sensi, perché non solo si è ancora bambini, il corpo cambia, non sai come potrà andare a finire, quindi questo secondo me il coraggio è la cosa più importante in quel momento, oltre chiaramente il talento e tutto il resto viene da sé. Sì? E credo ci fossero altre. Sì, allora, dici.
Grazie. Allora la mia domanda è un po' simile alle domande che hanno fatto anche altre colleghe. Mentre lei si prepara per un ruolo, ecco, che deve interpretare, esiste un momento, di passaggio, per esempio dove, si nasconde oppure dove scompare per un attimo Nicoletta e dove nasce, ecco, la principessa Aurora? E se sì, in quale modo, accade questa cosa? Per esempio se si tratta di una, convivenza, se questi 2 personaggi convivono insieme, coesistono insieme e in quale modo, continuano a vivere tutti questi ruoli anche dopo lo spettacolo, nella sua vita. Sicuramente l'inizio nella preparazione di un ruolo è il momento in cui bisogna un po' azzerarsi, nel senso che bisogna cercare di non essere Nicoletta in questo caso, ma non tirare fuori il carattere, ma cercare di capire quale ruolo stiamo danzando e che cosa vogliamo dire. Quindi la fase iniziale è quella in cui si impara la coreografia, si impara il personaggio, si impara il carattere, il ruolo, la storia, quella è la fase in cui bisogna un po' azzerarsi. Dopo le 2 cose devono coesistere perché, come dicevo prima, è importante essere veri, è importante essere sinceri sul palcoscenico, quindi anche se ho 32 anni e sono Nicoletta e sto interpretando Aurora, 16 anni, è una ragazzina, fresca, giovane, ai primi incontri, questa esaltazione, questa, freschezza deve venire fuori, quindi, tramite queste conoscenze e il mio carattere, la mia personalità, bisogna plasmare il personaggio e cercare di essere quanto più si può vicini alla storia. La mia domanda è troppo simile alle domande dei colleghi e la risposta probabilmente sarà la stessa. Io volevo chiederle invece, mi ha colpito particolarmente il fatto che in casa non vogliate assolutamente parlare di danza, ma che cercate in un certo senso di evitare il discorso. Mi interessava sapere come mai. È molto difficile da un punto di vista condividere il lavoro e la vita privata, infatti in questo siamo molto diversi caratterialmente, però è la nostra forza perché io continuerei a parlare di lavoro all'infinito probabilmente, mentre Tima è molto bravo a scindere le 2 cose, quindi quando, arriviamo a casa cerchiamo di chiudere l'argomento lavoro e passare alla nostra vita personale. È molto difficile chiaramente e molto spesso si parla di danza, si parla di lavoro, però questo un po' ci aiuta a mantenere l'equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa. E anche perché molto spesso danziamo anche insieme sul palcoscenico e quindi, a casa si porta anche un po' quello, la gioia e i dolori a volte. Domanda. Ho bisogno del microfono. Così? No, quello lì penso che sia per la... Ok. Or you can... ok. Questo te lo restituisco. Dunque, io nella lettura del testo c'è stato alcuni momenti che mi hanno particolarmente colpito e anche un po' commosso per quello che è già stato detto, cioè la protagonista è una ragazza giovanissima che già si trova per raggiungere determinati obiettivi, deve dare tutta se stessa e il suo impegno è enorme, quasi schiacciante, diciamo, per certi aspetti. Deve superare anche dei momenti di grande fragilità emotiva, ovviamente. E questo ci fa capire, comprendere che per arrivare a raggiungere lo scopo
e per poter fare della danza la propria vita, appunto, c'è bisogno da parte di chi è interessato a raggiungere questo obiettivo di un grande coinvolgimento, un grande sacrificio personale, ma anche risulta necessario il sostegno, in questo caso per esempio della propria famiglia, no? Questo getta un po' una luce molto malinconica, diciamo in qualche modo in trasparenza tra le righe, perché ci fa riflettere, forse suggerisce il fatto che quanti eccellenti danzatori e danzatrici, ballerine e ballerini ci sarebbero anche che non ce l'hanno fatta in qualche modo. Potenzialmente potevano essere veramente dei geni della danza, delle star della danza, ma non ce la fanno, non ce l'hanno fatta perché non avevano questa combinazione eccellente e assolutamente unica che permette poi di raggiungere il traguardo. Volevo chiedere se secondo te questo è particolarmente vero per il mondo per la danza rispetto ad altre arti, cioè questa difficoltà di emergere, di raggiungere l'obiettivo è particolarmente vero, è un mondo particolarmente difficile una montagna particolarmente difficile da scalare per quanto riguarda la danza rispetto magari a altre forme di arte, insomma. In un certo senso sì, perché ci sono tante componenti, come diceva, che devono essere allineate per far sì che insomma si avveri questo sogno, perché non basta il talento, ma non basta neanche solo il lavoro, quindi non basta il fisico, non bastano, quindi devono essere tutte queste caratteristiche messe tutte insieme. Tanto fa anche il carattere di ognuno di noi, perché veniamo messi molto spesso alla prova e siamo molto giovani spesso, quindi questo si può superare con il sostegno della famiglia, con la forza di volontà personale che abbiamo, la dedizione verso il lavoro e soprattutto la passione. Quindi tutto questo deve essere presente all'interno di un bambino, di un ragazzino che vuole iniziare questo percorso. Poi tante volte appunto ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché insomma spesso si inizia l'accademia all'età di 11 anni, banalmente nell'adolescenza i corpi cambiano, ma anche i gusti, quindi tante volte uno pensa di voler fare il ballerino, invece poi alla fine si accorge che non è una vita adatta a lui, quindi ci sono tante componenti da tener che devono essere presenti e devono essere sempre costanti lì per tanti anni, perché altrimenti non si va avanti. Ma questo forse è un po' accentuato nella danza perché si è piccoli e perché c'è di mezzo anche il corpo, c'è di mezzo anche il carattere da bambini, quindi questo secondo me è, diciamo, quello che accentua queste caratteristiche nella danza. C'è forse qualche altra domanda al pubblico? Io farei ancora una domanda, se posso dilungarmi ancora un attimo. Abbiamo parlato dei grandi sacrifici, abbiamo ascoltato le grandi conquiste. Quello che mi interessava invece se in questo processo di immedesimazione con le protagoniste del repertorio ballettistico ci sia anche un elemento terapeutico, cioè quanto i danzatori ricevono di importante proprio per la loro vita da questi processi di immedesimazione. Quindi non è solo, immagino, abnegazione, sacrificio, dedizione e lavoro costante, ma ci sia anche un qualcosa che profondamente ti aiuta proprio nel tuo percorso di vita. Chiedo, immagino. No, sì, è assolutamente così, perché a termine di uno spettacolo, diciamo,
tutto quello che siamo riusciti a provare e a donare al pubblico e a noi stessi è quello per cui lavoriamo ogni giorno, quindi tutta questa fatica, questo sacrificio, questo lavoro, questa dedizione poi viene ripagata attraverso le emozioni, i sentimenti che riusciamo a provare, ma anche semplicemente la soddisfazione di poter essere su quel palcoscenico e dire ce l'ho fatta, oggi sono soddisfatto del mio lavoro o non, perché tante volte siamo molto critici, siamo molto attenti alla nostra esibizione sul palco, insomma, lavoriamo tanti mesi a volte per la riuscita di uno spettacolo, quindi c'è sicuramente tanta adrenalina anche prima di iniziare uno spettacolo, però è questo quello che spinge anche la mente a personalmente ho abbastanza il sangue freddo, ma la cosa che mi aiuta a mantenerlo è proprio il fatto di pensare a che cosa devo essere sul palco, cosa voglio essere, chi voglio essere, e non Nicoletta sta per fare lo spettacolo, perché tante volte questo un po' mi spaventa, perché chiaramente magari sei in un posto nuovo, oppure una platea grandissima, o insomma è uno spettacolo difficile, quindi il fatto di medesimarmi in quello che devo essere, voglio essere sul palcoscenico mi aiuta a dimenticare le difficoltà. Sì. Sì, grazie. Qual è il rapporto col tuo corpo? Cioè, quali sono le parti del tuo corpo che ti piacciono di meno, che ti danno più problemi o che vorresti migliorare, o parti invece a cui vuoi bene di più? Sappiamo che i nostri corpi sono sempre un po', come dire, odio e amore, però com'è il rapporto col tuo corpo e se ci sono delle parti che ti piacciono di meno, vorresti lavorare o insomma, hai capito? I piedi. No, allora il rapporto con il corpo per un ballerino e un danzatore, un artista è molto complesso e molto difficile. Sicuramente, prima di tutto, il corpo è il nostro strumento, è quello che ci permette di esprimerci e di danzare, quindi dobbiamo assolutamente prenderci cura del nostro corpo in ogni modo, alimentarlo, ma anche fare la manutenzione. Mettiamo sempre a dura prova il nostro corpo fino proprio a livelli estremi, e quindi prendersene cura è importante. Sicuramente la cosa importante è che ognuno di noi, ogni danzatore, credo che abbia una percezione del proprio corpo estrema, cioè conosciamo perfettamente ogni fibra del nostro corpo, e ci sono alcune parti appunto che ognuno di noi ha il proprio punto debole o il proprio punto di forza. Da questo punto di vista sono stata anche molto fortunata nel mio percorso, perché non ho mai avuto un infortunio importante, e questo è da tener conto, perché appunto è molto facile, molto comune infortunarsi nella danza, perché per tanti fattori, perché il corpo è spinto a livelli estremi, perché tante volte c'è la stanchezza, distrazione, quindi questo sicuramente mi ha aiutato ad avere un corpo abbastanza sano, però non so, è difficile dire la parte che amo di più e quella che invece è stata più problematica per me. Però sicuramente 2 cose non amo, la mia schiena e i piedi. Quindi cerco sempre di, diciamo, nascondere i difetti puntando magari su altro o estremizzando queste cose. Certo. Arriva il microfono, Luzia. Allora, lei fa parte di un'enorme organizzazione, tutto il sistema della danza che è molto rigido e severo. E mi interessa se questo ha influenzato la sua vita privata, nel senso i rapporti che ha con la famiglia, gli amici, il marito, se è anche così organizzata, è forte, decisa anche nei rapporti privati. Risponde il marito.
No, chiaramente ho un carattere abbastanza, come si dice, sì, organizzato, ecco. Mi piace avere la situazione sotto controllo, mi aiuta Tima a smorzare un po' questo. Sono molto razionale, ecco, su questo, quindi cerco sempre di vedere le cose con obiettività e avere appunto la situazione chiara, ecco. Mi piace risolvere i problemi subito, non rimandare. Due grandi eventi Bravo, si grazie. sono svolti eccezionalmente sul palcoscenico, vero Nicoletta, per lei? Non soltanto la recente nomina Etoile, ma anche la proposta di matrimonio, se posso... Vero? Sì. Ci può parlare di questa intimità che rappresenta il palcoscenico per un danzatore, come luogo intimo? Beh, Che per noi è una è un cosa... contrasto importante perché appunto uno pensa sul palcoscenico come può essere un luogo intimo, ci sono milioni di persone che ti guardano e che stanno osservando proprio te, però se uno si ferma un po' a riflettere, forse per un ballerino, per un artista, il palcoscenico è il posto dove ci apriamo, siamo noi stessi, proviamo emozioni forti, ed è per questo che è un luogo intimo, è anche come se fosse la nostra casa, perché molto spesso la maggior parte del tempo la trascorriamo lì, e quindi è un luogo intimo per un certo punto di vista. Ehm, è un luogo che appunto non solo tramite la danza mi ha regalato tante emozioni, ma anche tramite questi inaspettati eventi che si sono svolti sul palcoscenico. Il primo è stato la proposta di matrimonio che, appunto è stata una totale sorpresa perché tante volte ne abbiamo parlato e tante volte appunto mi ha detto che voleva farlo comunque quando la gente avrebbe smesso di chiedere quando ci sposavamo, lui avrebbe fatto una proposta molto intima, solamente noi 2, senza nessun altro, e tante volte io ho scherzato proprio sul fatto che potesse avvenire sul palcoscenico, anche con Roberto Bolle dove è venuta la proposta era durante un suo spettacolo. L'abbiamo preso in giro anche la sera prima, perché lui chiaramente era suo complice, però appunto anche la sera prima, dopo cena, eravamo in una via a Verona piena di negozi e io scherzando ho detto, però diglielo anche tu, un bel diamante, non me lo può comprare qui? E invece era già tutto organizzato, quindi è stata una sorpresa bellissima e appunto eravamo su un palcoscenico, forse uno dei più grandi per noi, quasi 13.000 persone. Pochi intimi. All'Arena di Verona, però in quel momento appunto c'era tanto rumore, tanto calore dal pubblico, applausi, urla, ma a un certo punto il tempo si è un po' fermato, cioè mi sono sentita un po' avvolta in una bolla dove c'eravamo solo noi 2 e quasi vedevo tutto intorno a me rallentato. C'è stato un tempo infinito per me che credo sia stato, non so, 10 secondi, però è stato veramente magico. E la nomina Etoile, anche quella eccezionalmente, vero? Esatto, sono stata molto colpita da questa nomina, non solo appunto perché il direttore mi ha ritenuto all'altezza di questo titolo, ma proprio anche per come è avvenuta, perché diciamo alla Scala erano 37 anni che non veniva nominato un étoile interno alla compagnia, ci sono state delle étoile come Roberto Bolle, come Massimo Muro, Alessandra Ferri, che sono state nominate innanzitutto diciamo in sede separata, non sul palcoscenico e con un contratto diciamo da ospite, quindi étoile ospite, un danzatore all'interno della compagnia non veniva nominato da 37 anni e soprattutto non era mai stato fatto sul palcoscenico con il pubblico a scena aperta e questo è stato il regalo più grande perché innanzitutto sono stati anche lì molto bravi a tenere il segreto, lo sapevano solo in 5 in teatro, il direttore, il sovrintendente, il direttore di scena perché aveva i fiori in ufficio e l'ufficio stampa che aveva avvisato
i media, eccetera. Quindi è stato inaspettato per tutto il teatro ed è stata una cosa non solo per me un momento importantissimo, ma anche una vittoria proprio per la danza, perché appunto non succedeva da così tanto tempo. Per il teatro è sicuramente un valore aggiunto, una cosa importante. E alla Scala negli anni è stato riservato appunto a pochissimi danzatori, quindi questo lo rende ancora una cosa più speciale. E poi poteva benissimo non succedere, potevano benissimo lasciare le cose così come erano. Per me era già, insomma, anni molto, molto belli, molto importanti per me, quindi era già un momento meraviglioso e è arrivata anche questa nomina bellissima, quindi sono profondamente grata per aver ricevuto questo titolo, ma così, in questa modalità. Ecco, i nostri complimenti. Ancora una domanda. Andrea, aspetti un attimo che arriva il microfono. Sì. Sì, ripeta per favore. Allora, quando sento il nome ballerina mi viene in mente il film Black Swan e lei ha parlato molto del palcoscenico, delle esibizioni e così via. A me interessava com'è l'atmosfera quando vi allenate, soprattutto tra voi colleghe, voi ballerine. Siete amiche, vi fidate una dell'altra oppure c'è questa gelosia tra di voi, siete magari anche nemiche? Com'è l'atmosfera quando vi allenate e così? Diciamo che in tanti film, non solo in questo, sono molto estremizzate alcune situazioni. Sicuramente quando si è a livelli molto alti c'è sempre un po' di competizione, però sicuramente parlo per il nostro teatro, ad esempio alla Scala c'è una sana competizione, non ci sono queste cose di appunto dispetti o assolutamente. I tempi sono per fortuna molto cambiati e c'è un'atmosfera molto, molto tranquilla, molto felice, molto anche complice. E questo è molto bello perché avere un ambiente lavorativo sereno aiuta anche a svolgere il lavoro in maniera eh, al meglio, ecco. Quindi non è come spesso fanno credere. È chiaro che appunto la competizione c'è, ci deve essere perché è importante, però deve essere uno stimolo, deve essere una spinta, non un ostacolo. Quindi. Luigi, aspetta un attimo che forse dobbiamo dargli il microfono. Allora, con gli studenti del primo anno della magistrale, nel secondo semestre, parliamo di psicologia e lì affrontiamo una tematica che riguarda gli attacchi di panico ai VIP. Le è mai capitato una cosa di questo genere? No, per fortuna Mai. no. No. Attacco di panico no. No. Cioè tanto spesso noi abbiamo un po' d'ansia chiaramente da prestazione o anche semplicemente così un po' d'agitazione, magari sei in un ambiente nuovo che non conosci, però insomma proprio a questi livelli no, per fortuna sono esente. Che riesci a tenere sotto controllo. Guarda, Vanno. abbiamo bisogno di un microfono. Mi dispiace, Davide. Nell'ascoltarla, buongiorno, io volevo ringraziarla perché in un certo senso ci ha dato una sua, come dire, un pezzo della sua vita, che poi è la sua vita, e da lei traspare pacatezza, delicatezza, ma immagino anche una determinazione incredibile, perché per fare questo mestiere, come tutti gli altri ovviamente, bisogna essere ben determinati per raggiungere i suoi livelli. Per collegarmi alla domanda che ha fatto attacchi di panico, speriamo di no, sì. Ma per quanto riguarda una preparazione psicologica, non è tutto fisico, no? Un teatro
come la Scala, immagino ci sia anche una preparazione psicologica dietro alla preparazione di questi grandi balletti, questi grandi spettacoli. E poi mi interessava sapere, ha incominciato giovanissimo, all'età di 11-12 anni, quando insomma si è ancora veramente bambini, lontano da casa. Ha mai pensato di rinunciare? Cioè, le è mai venuta quel momento critico, dire non ce la faccio più, basta, non voglio farlo? Parto dalla seconda domanda. Certamente ci sono stati momenti difficili, però non ho mai pensato non ce la faccio più, lascio, ma ho pensato non ce la faccio, come posso fare? Perché non ho mai pensato a una vita senza questo, perché era no, non mi sono data un'alternativa forse, e quindi ho sempre cercato di capire come potevo risolvere la mia sofferenza, perché chiaramente ci sono, non è solo magia. Quindi questo forse è stato, diciamo, anche la forza la mia forza è stato anche questo, ma avere anche appunto la famiglia che mi ha aiutato, e sostenuto in questi momenti. E l'altra domanda, sulla psicologia, in realtà no, è un lavoro tutto personale. Ognuno di noi, chiaramente per la preparazione psicologica a un personaggio, a un ruolo, a un balletto, deve fare un lavoro su se stesso e ci aiutiamo tramite diversi a vicenda, ma anche, non lo so, banalmente, prima di tutto, non so, prima di ballare uno spettacolo dove c'è una storia importante, quindi un balletto molto narrativo come può essere Onegin, leggere il romanzo può essere d'aiuto, guardare, adesso abbiamo a disposizione un sacco di video, di materiale per poterci ispirare anche in questo, quindi è una preparazione tutta personale. Se non ci sono altre domande, io vorrei ringraziare Nicoletta di cuore. Grazie a perché voi. È stato un incontro meraviglioso. Ringraziare tutti voi che siete venuti. Grazie, perché so che è una settimana dove dove dovreste essere a studiare e non sentire quindi grazie, mi fa molto piacere. Grazie mille. Grazie a tutti, anche agli altri nostri ospiti, al direttore Volpini, a Andrea Scenco, al direttore dell'Istituto Gianluca Borghese, insomma ringrazio tutti. È stato veramente un momento per me molto bello. Nicoletta, la ringrazio di nuovo e spero che leggerete, chi non l'ha già letto, perché alcuni di voi l'hanno già letto e gli altri spero che leggeranno questo bellissimo libro. Ecco, Grazie mille.